Non è sicuramente il trailer di un film d'azione di prossima programmazione nelle nostre sale cinematografiche, ma è quanto realmente accaduto nello specchio di mare tra l'isola di Pantelleria e la costa marsalese in questo fine settimana. Alcune motovedette della Guardia di Finanza hanno infatti intercettato un gommone che a velocità sostenuta era diretto lungo le coste del Trapanese. Finalmente raggiunto, i militari delle Fiamme Gialle hanno intimato più volte l'ALT al conducente dell'imbarcazione da diporto, ma il gommone, con a bordo 15 persone, ha continuato spedito la corsa. Più volte accerchiato, finalmente dopo ore è stato bloccato. Chiudilo, Massimo, chiudilo! Ancora una volta dunque viene confermato che le traversate dal Nord Africa verso l'Italia non avvengono solo tramite le organizzazioni criminali, ma che sempre più gruppi di migranti si sta organizzando con propri mezzi moderni e veloci per raggiungere le nostre coste. Su questa operazione sono poche le notizie che filtrano, se non che il gruppo di migranti è partito dalle coste africane e si stava dirigendo verso la costa marsalese. Le immagini di questo inseguimento in mare aperto. L'attività è inserita nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. L'operazione ha visto anche l'intervento della squadra mobile che ha tratto in arresto 2 presunti scafisti che avevano condotto il gruppo di migranti dal Nord Africa fin sotto le coste trapanesi. Si tratta dell'ennesimo sbarco con le medesime modalità. L'attività di indagine è coordinata dalla Procura di Marsala e dalla Direzione Centrale Anticrimine di Roma. Mano pesante del governo è stretta per chi si mette alla guida avendo assunto alcol e droghe. Il nuovo codice della strada in vigore dall'autunno è un tentativo disperato per fermare l'emergenza morti. Parola d'ordine, tolleranza zero, è vietato assumere alcolici alla guida. Chi viene scoperto in stato di ebbrezza dovrà installare un dispositivo chiamato alcol lock che impedisce l'avvio del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. Sentiamo l'opinione dei catanesi. Mi sembra un po' esagerato imporre al cittadino di sostenere ulteriori spese. Io sono per la prevenzione, onestamente, per una formazione più corretta dei ragazzi. Magari, anche impraticabile, penso da mettere in tutte le auto, poi non lo so, mi sembra una misura esagerata. Pene inasprite per fronteggiare queste morti sulle strade. Vanno benissimo, ma veramente sono inaspriti, non tanto sulla carta. Se i limiti di legge stabiliscono che se alla guida bisogna avere un certo tasso e quello non viene rispettato, credo che sia giusto non mettersi sul veicolo. Bisogna stare estremamente attenti perché si lede la vita degli altri ed è un problema serio. Si rischia di perdere la patente per 3 anni se si viene sorpresi con le droghe. Penso che dipenda dal tipo di droghe, potrebbe aver senso o meno. Ti è mai capitato di trovare un amico con cui ti stavi per mettere in viaggio che era un po' brillo? Devo essere sincero di sì. Cosa hai fatto? Ho preso la guida io essendo rimasto sobrio. Va addirittura peggio per chi viene sorpreso ad un test rapido per le droghe alla guida. In questo caso perderà la patente per 3 anni. Ripetute violazioni comporteranno il ritiro permanente della patente. No, i monopattini sono troppo pericolosi. È comodissimo in città, senza sarebbe veramente un handicap. C'è chi li trova poco sicuri e chi non ne può più fare a meno. Sui monopattini i cittadini continuano a dividersi, soprattutto adesso che arriva la stretta del governo anche su questo mezzo a 2 ruote che spopola nelle nostre città. Tra le principali novità introdotte nel nuovo codice della strada per la mobilità elettrica ci sono l'obbligo della targa, di assicurazione del mezzo e l'uso del casco che diventa obbligatorio per tutti. Adesso per guidare il monopattino ci vuole il casco, secondo te è giusto o no? Giusto. È più sicuro? Sì, sicuro. Sono d'accordo, è comunque un mezzo pubblico e ci sta. Tu già sei pronta per comprare il casco? Esatto. Sicuramente la svolta perché dal momento in cui magari le città non sono collegate molto bene, il monopattino ti aiuta a raggiungere le distanze con molta più facilità. Tu per esempio per cosa lo usi? Per andare al lavoro, per sbrigare qualcosa, dal momento in cui magari i mezzi non sono proprio puntuali. Utilizzare il casco penso che sia una cosa abbastanza logica. Poi del resto si fa sicuramente allarmismo, nel senso che sicuramente con un traffico più regolato non ci sarebbero gli stessi incidenti che ci sono adesso. Il casco ci può stare, l'assicurazione addio, secondo me un po' in più. Se l'introduzione del casco viene accolta favorevolmente, non si può dire altrettanto per l'assicurazione di chi ha un mezzo privato.
col lavoro che non c'è, tutto questo ha un costo. Dal momento che questo è affittato, l'assicurazione presumo che se la debba pagare la società che decide di affittarli. E mentre si discute sull'utilizzo del casco per i monopattini, ancora c'è chi dimentica di indossarlo a bordo di moto e scooter. Facendo un giro per la città, la protezione, più che obbligatoria, sembra un optional. Un vero percorso a ostacoli con tanto di imbuto giusto all'ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove persino le ambulanze restano imbottigliate nel traffico senza alcuna possibilità di svicolare a causa della perenne sosta selvaggia, proprio quella che il governo vuole combattere inasprendo le pene contro i trasgressori. Viabilità in tilt in via Santa Sofia, una delle arterie più congestionate di Catania e neanche a dirlo una delle strade che risente maggiormente dell'anarchia che da anni rende decisamente problematica la circolazione stradale. Lo sfogo denuncia viene rafforzato da un addetto ai lavori, ovvero dall'autista di un'ambulanza del 118, una delle tante rimaste in trappola. 45 minuti dalla cittadella al pronto soccorso. Per percorrere quanto? 500 metri. Automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. Una strada a 4 corsie, è vergognoso tutto ciò, le ambulanze non possono camminare, transitare, è scandaloso, questa è Catania. Ma cosa è successo stamattina? Sosta selvaggia. Ah, e allora la responsabilità sappiamo di chi è. Anche dal Garibaldi c'è tutta una sosta selvaggia davanti al pronto soccorso. Davanti al pronto soccorso non si può fare questa strada, perché i vigili urbani a Catania non ci sono proprio. A Catania credo che i vigili urbani non sono presenti in nessuna zona della città, come tutti ben sappiamo. Ma lo sa che il segnale dice che non ci si può neanche fermare? No, io sono anche in macchina comunque, quindi. Lei lo sa che è davanti a un pronto soccorso? Sì, ma non sto ostruendo nessun passaggio, quindi è inutile fare queste domande comunque. Sono completamente inutili. Passano in secondo piano i motorini lasciati sul marciapiede che ostacolano il passaggio dei pedoni e addirittura una barca in piena rotatoria, un autentico giallo che gli uffici competenti del comune stanno cercando di ovviare. La rimozione del relitto è prevista nelle prossime ore. Stiamo osservando un incremento nel numero di casi di Covid, atteso peraltro perché ci sono state le vacanze, i viaggi e ora la riapertura delle scuole e delle attività. L'autunno è alle porte e si torna a parlare di Covid. Il virus che ha procurato migliaia e migliaia di vittime non è mai andato via e ora torna a far parlare di sé. Rispetto a prima, però, è molto più indebolito e porta in ospedale pochi contagiati. Le province che registrano un maggiore incremento sono quelle di Enna e Catania, con numeri pur bassi come in tutta la regione, ma ampiamente sottostimati rispetto al reale impatto della circolazione virale. I posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica e terapia intensiva sono superiori alla media nazionale, pur con numeri esigui e una percentuale pari rispettivamente a quasi il 7% e a poco più dell'1%. Alcuni esperti consigliano di tornare ad indossare la mascherina nei luoghi affollati e quando si hanno sintomi influenzali. Per le strade c'è chi ha già recepito il consiglio, anche se ormai il Covid spaventa sempre meno. Per fortuna queste varianti sono meno pesanti dal punto di vista degli effetti di salute, proprio perché si selezionano come più contagiose e più benevole. Tra i contagiati ci sarebbero soprattutto fragili ed over 80. Per la Fondazione Gimbe va subito avviata la campagna vaccinale per evitare un possibile sovraccarico del sistema sanitario nazionale. In Italia ad oggi sono ricoverati più di 2000 pazienti positivi al Covid. Far eseguire tamponi ai soggetti fragili per poter far sì che loro possano avere i farmaci antivirali specifici. Il Covid è molto meno aggressivo, ma per gli esperti non bisogna abbassare la guardia. Buon senso e mascherina quando necessaria, raccomanda Pregliasco. Penelope non è più disposta ad aspettare Ulisse, ma è pronta a ritrovare se stessa e la voglia di ricominciare, nonostante i dolori e le sofferenze. Quella che l'attrice e regista siciliana Luana Rondinelli mette in scena al Castello Ursino di Catania fino a domani è una odissea vissuta e attraversata da Penelope, che veste i panni della talentuosa attrice catanese Ester Pantano.
Una donna che non ha solo atteso, ma che negli anni ha vissuto, è cambiata e ora deve fare i conti con le emozioni rispetto ad un uomo che torna ma che non sa più chi sia. È uno sguardo anche su una relazione che se ti schiaccia, non ti sostiene, non ti dà modo di brillare, non ti rispetta, non è il caso di aspettare 20 anni come 10 anni, come un anno. In questo senso bisogna appunto prendere una decisione importante, ed è quella di lasciare andare e prendere un'altra strada. Penelope, l'Odissea effimina, è una pièce teatrale immersa totalmente nel presente del nostro tempo e della nostra società, che parte da uno spunto storico ed epico per attraversare la tortuosa strada che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza. È un viaggio catartico alla riscoperta della sua forza, della sua dignità e del proprio talento, che quando viene riscoperto diventa dirompente. Una donna diventa ancora più forte, prendendo consapevolezza di se stessa, fino alla scelta finale, che è la scelta di scegliere appunto il suo cammino, il suo percorso, se stessa, e va via. C'è il tema dell'attesa, dell'aspettativa, e c'è la storia di una donna alle prese con la cultura del suo tempo, con ciò che ci si aspetta da lei, che però sente in cuor suo sentimenti e frustrazioni. E nello suo cantare l'amor va bene. Un turno infrasettimanale dall'alto quoziente di difficoltà per Catania e Messina. La trasferta dei rossazzurri a Monopoli arriva subito dopo la prima convincente vittoria degli Etnei in campionato, ottenuta tra l'altro contro una squadra, il Picerno, di categoria e costruita per la categoria. Tabbiani ha così visto sbloccarsi la sua squadra, che adesso è attesa ad una verifica importante. Il Monopoli è reduce dalla sconfitta di Potenza, un segnale che quella affidata a Tomei è ancora una squadra alla ricerca di un'identità. Resta pur sempre la bestia nera del Catania, visti i precedenti degli ultimi anni. Tabbiani, considerate le sfide ravvicinate contro Monopoli e Foggia, dovrebbe effettuare qualche cambio, ma questo non preoccupa perché la panchina domenica scorsa ha dato risposte importanti al tecnico etneo. Notizie anche dal mercato invece quello degli svincolati, da dove potrebbe arrivare l'esterno Daniele Liotti, liberatosi dalla Regina. Il DS Laneri lo conosce bene dai tempi di Siracusa e quindi l'affare si potrebbe concludere in tempi brevissimi. Cresce l'attesa a Messina per quello che sarà il debutto ufficiale davanti al proprio pubblico giovedì pomeriggio contro la Turris. I giallorossi sono reduci da 2 rinvii consecutivi, prima il match con la Casertana, poi la trasferta di Taranto, quindi occorrerà vedere quanto questa lunga pausa inciderà nel ritmo gara che Modica ama imprimere. Si è vista Cerignola, adesso si dovrà confermare contro l'attuale capolista del girone. Gruppo quasi al completo, il tecnico dovrà valutare solo le condizioni di Francesco Giunta, che ha svolto anche ieri allenamento differenziato. Per il resto, rispetto alla gara di Cerignola, Modica riavrà Manetta e Ragusa, che hanno scontato il turno di squalifica, anche se per l'attaccante di Taormino occorrerà verificarne le condizioni.